Essere insieme ai nostri fratelli per ricordarci di questo momento speciale. Più di 700 anni prima di Betlemme, il profeta Isaia, in mezzo a un popolo che camminava nelle tenebre, ha portato una parola di speranza. Se avete le vostre Bibbie, aprite in Isaia capitolo 9, leggiamo i versi da 1 a 6. Il popolo che camminava nelle tenebre vede una gran luce. Su quelli che abitavano nel paese dell'ombra della morte, la luce risplende. Tu moltiplichi il popolo, tu gli elargisci una gran gioia. Esso si rallegra in una tua presenza, come uno si rallegra al tempo della mietitura, come uno esulta quando spartisce il bottino. Infatti il giogo che gravava su di lui, il bastone che gli percuoteva il dorso, la verga di chi li opprimeva, tu li spezzi, come nel giorno di Madian. Difatti, ogni calzatura portata dal guerriero nella mischia, ogni mantello sporco di sangue saranno dati alle fiamme, saranno divorati dal fuoco. Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato Consigliere ammirevole, Dio potente, Padre eterno, Principe della pace. E per dare incremento all'imperio una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno, per stabilirlo firmemente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia, da ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. In quella notte a Betlemme la profezia si è compiuta. Non è stato come trombe da guerre o con un grande festeggiamento, ma con il pianto di un bambino in una mangiatoia. In quella notte il Dio potente si è fatto fragile, il Salvatore compiuto, il Signore regna. Questo perché Lui non è venuto per servirci, anzi non è venuto per essere servito, ma per servirci e dare la sua vita in riscatti di molti. Lui è venuto perché tutti quelli che credono in Lui possono avere la vita eterna. Questa sera, mentre cantiamo, mentre preghiamo, mentre adoriamo il nostro Dio, ricordiamoci che Gesù non è solo un bambino della storia, è il nostro Signore, è il nostro Salvatore. Colossesi capitolo 1, da 13 a 20, l'Apostolo Paolo ha scritto così: Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. Egli che è il principio, il primogenito dai morti, affinché in ogni cosa abbia il primato. Poiché al Padre piacque di far abitare in Lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della croce. Per mezzo di Lui, dico, tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli. Stasera che possiamo adorarlo con tutto il nostro cuore, perché in Lui siamo stati resi completi. È grazie a Lui che possiamo avere un'altra volta la comunione con il nostro Dio. Amen? Preghiamo.
Grazie Padre, grazie per questo privilegio di poter offrirti culto, Signore. Grazie Signore Gesù, perché tu sei venuto incontro a noi. Porta luce nel nostro cuore pieno di tenebre, Signore. Regna in noi, oggi e per sempre. Amen. Adoriamo il nostro Signore. Alziamoci in piedi e celebriamo a colui che è degno di ogni lode e di ogni onore. Noi celebriamo la venuta di questo Dio che si è dato a noi. Ne abbiamo ricevuto il regalo più grande, il regalo più bello. Questa canzone dice: mi fu dato in eredità maggior prova dell'amor suo profondo. È la prova di amore del nostro Dio. Questo Dio che ci ama così tanto, che ha dato se stesso a noi. E noi celebriamo il Natale, celebriamo la venuta del Salvatore, la venuta di questo Dio che si è trasformato in uomo per darci l'eternità, per salvarci dal peccato. E celebriamo questa sera con gioia, amen? Insieme, lodando il nome del Signore. Alleluia. Usiamo le mani. Tesoro più grande è questo mondo.
nome di Gesù. Alleluia. Amém. Lodiamo il Signore. Lasciò la gloria, fu per amor, e il suo sangue versò per me, che grande amore. Su quella via dolorosa si consegnò. Non meritavo, ma la sua grazia mi afferrò. Io mi arrendo al suo amore, io mi arrendo al suo amore, io mi arrendo al suo amore, io mi arrendo,
Grazie, oh Padre, perché la tua bontà è così grande che non possiamo misurare. Noi siamo qui, Signore, per dire che tu sei il regalo più grande che noi abbiamo potuto mai ricevere. Sei un Dio Emanuele con noi, sei un Dio santo, Padre, e noi ringraziamo te, oh Padre, ringraziamo la tua presenza, Signore, che è con noi ogni giorno. Ringraziamo te, oh Padre, perché tu, mentre noi dormiamo, il Signore lavora per noi. E io credo nelle tue promesse, io credo nella tua bontà, Signore, che è verso di noi ogni giorno nelle nostre vite.
luce del mondo sei e dei nomini Dio Emanuele. Mi hai amato tu e il tuo amor che è pieno di grazia, perdono e verità, mi ha salvato e ora reina in me. La tua grazia mi basta, a te la lode. Gesù, figlio di Dio, Dio con noi, Emanuele. Gesù, figlio di Dio, regnerà, regnerà in eterno. Mi hai amato tu e il tuo amor che è pieno di grazia, perdono e verità, mi ha salvato e ora reina in me. La tua grazia mi basta. Gesù, figlio di Dio, Dio con noi, Emanuele. Gesù, figlio di Dio, regnerà, regnerà in eterno. Vita sei, Santo Santo, uno con il Padre, regni oggi e sempre, Dio l'Onnipotente. Luce vita sei, Santo Santo, uno con il Padre, regni oggi e sempre, Dio l'Onnipotente. Luce vita sei, Santo Santo, uno con il Padre, regni oggi e sempre, Dio l'Onnipotente. Luce vita sei, Santo Santo,
Onore e glória ao nostro Dio. Amém? Potete sedervi. Amém? Che bella questa ultima canzone, no? Quanto è bello lodare il nostro Dio e offrire una lode, un'adorazione. Gesù, Figlio di Dio, Emanuele, Dio è con noi, è mezzo a noi. È prezioso riconoscere questo, Natale, e ricordare di questo. Come è andata questa giornata oggi con voi, ieri sera e oggi? Hai vissuto una bella esperienza oggi con gli amici? Sì o no? Avete ricevuto regali? Avete dato dei regali o no? Sì, ok. E oggi parleremo di questo grande regalo che Dio ci ha donato, Cristo Gesù. E parleremo di questo testo. Testo di 1 Corinzi, capitolo 1, 18 a 21. 1 Corinzi, capitolo 1, 18 a 21. La creatività di Dio è qualcosa stupenda. Dio sempre fa qualcosa diverso da quello che io penso. Dio è creativo. E è su questo che vogliamo parlare questa sera. Poiché la predicazione della croce è... Che cos'è? La nostra fede in Cristo, per quello che non credo, sembra una pazzia. Perché è la predicazione della croce di Cristo. La croce è pazzia per quelli che periscono. Ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio. Infatti sta scritto, io farò perire la sapienza dei saggi e annienterò l'intelligenza degli intelligenti. Dove è il sapiente? Dove è lo scriba? Dove è il contestatore di questo secolo? Non ha forse Dio reso pazza la sapienza di questo mondo? Poiché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza. È piaciuto a Dio nella sua sapienza di salvare i credenti con la pazzia della predicazione. Nosso Padre, grazie del tuo messaggio. E è su questo che vogliamo condividere, Padre. Ascoltare, parlare, vivere, oh Padre. E lo Spirito Santo guidaci in questa storia, Padre. No nome di Gesù. Amém, Senhor. Quando eu estava leggendo questo brano qua e preparando questo messaggio per il Natale, eu estava pensando, questo messaggio che noi crediamo sembra una pazzia, no? Tu riesci a immaginare Dio che si fa? Che si fa? Uomo. Un bambino, sembra una pazzia questo. E Dio agisce in modo soprannaturale. La gente, gli farisei, scribi, loro religiosi, dottori della legge, aspettavano la venuta del Messia, ma in questo modo sarebbe una pazzia. E anche per noi oggi noi stiamo offrendo un culto a questo Dio, a questo bambino nato che era in quella mangiatoia, noi stiamo offrendo un culto a Lui che la gente pensa, ma questa è una pazzia di quel gruppo di credenti. E veramente è una pazzia, ma è la potenza di Dio. Perciò le vie del Signore sono sempre superiori ao nosso modo di pensare. È diverso, è qualcosa di straordinario, è qualcosa di nuovo. E quando noi cominciamo a leggere le storie bibliche, noi cominciamo a immaginare o quanto è potente le azioni di Dio e diverso di quello che l'uomo pensa. Noi siamo molto collegati all'apparenza. Noi vediamo e noi crediamo, ma no, l'apparenza si deve essere tolta. E è interessante che un Dio che sceglie un ragazzino di 17 anni e Dio dice, questo sarà un re? Re di quale popolo? Chi si ricorda? Di Israele, ma il popolo aveva scelto un uomo bello, grande, alto, ma Dio no, sarà quello ragazzino di 17 anni. E anche la sua propria stessa famiglia non credeva in quello, ma Dio nella sua pazzia fa così. Dio prende il suo popolo e toglie fuori dall'Egitto. E dove questo popolo attraversa? Per un luogo asciutto, una ponte?
pelo mare. E Dio apre il mare. E o povo passa ali. Ou seja, é qualcosa de espetacular, de sobrenatural, mas o agire de Dio. Dio que se fa presente. E Dio prende adesso o grande predicatore, que será o grande predicatore della storia. In quel momento, neanche gli apostoli credevano, ma Dio prende l'apostolo Paulo, che era un persecutore della Chiesa, e Dio si manifesta e dice, io faccio quello che io voglio. E adesso sarà Paulo o grande predicatore. Ma Dio, tu non sai che questo uomo sta perseguitando, sta uccidendo i cristiani. L'apostolo Paulo sarà mio strumento. È una pazzia. Ou seja, Dio fa in questo modo e fa vedere alla gente che Lui agisce ao modo suo e come Lui vuole. È questo modo di Dio agire. Per uscire dell'Israele, di Egitto, Dio prende un uomo lì e quell'uomo dove vivesse per 40 anni. I primi 40 anni di Mosè dove era? Dove era? In un palazzo. Gli altri 40 anni dove era Mosè? Prendendo cura delle pecore che neanche erano sue, era nel deserto, le pecore del suo suocero. E Dio, vieni qua questo Mosè. E lui balbettava lá, ma io come posso fare questo? Sarai tu. E Dio prende Mosè, uma pessoa que a gente não aspettava. Perciò che Dio sempre te surpreende. E nós dobbiamo sapere que quello que estou pensando, Dio está pensando oltre per me. Dio está pensando um projeto muito più alto. E Dio te surpreende sempre. E envia o Messia. Ma quando que a gente poteva immaginare que era quello bambino, Gesù, que é nato dove? Nacque dove? In una mangiatoia dentro di una stalla. E era Dio que prende a forma de servo. É ali que cambia toda a nossa história. Dio que te surpreende sempre, envia o suo filho, e questo suo filho que diventa carne, uomo, Emanuele, Dio con noi. E dove vem a nascere questo bambino? Una stalla, in una mangiatoia. Perciò quando noi aspettiamo un modo, Dio ci sorprende in una piccola città di Betlemme. Luca 2,7 dice così: e ela diede alla luce suo figlio primogenito, lo fasciò e lo coricò in una mangiatoia perché non c'era posto per loro nell'albergo. Non c'era posto per lui. Dove erano Giuseppe e Maria in questo giorno? A Betlemme. Sono ritornati alla loro città. E é interessante, quando stavamo pensando in questo messaggio qua, nessuno ha ospitato loro, ma loro erano in quale città? La loro città di origine. I zii non hanno aperto la porta per loro. I cugini non hanno aperto la porta per loro. I familiari vicino di Maria e di Giuseppe non hanno aperto le porte per loro. Non c'era nessun posto per loro. Ossia nella città dove loro sono cresciuti, hanno conosciuto tutti lì, era lì la loro origine, ma in quello luogo la sua famiglia anche hanno rifiutato la presenza di Maria e di Giuseppe e hanno perso di vedere questo bambino che nasce. E nasce in una stalla, in una mangiatoia, e quando vediamo le foto sembra che era tutto pulito, tutto ordinato, ma era un caos. Potete immaginare in quel momento, vedere l'agnello di Dio in mezzo agli agnelli, vedere l'agnello di Dio in mezzo alle mucche, vedere il bambino Gesù in mezzo alle capre, vedere il bambino Gesù in mezzo agli animali. Era lui che lui era nato. E quello posto lì era qualcosa un po' strana, perché c'era Maria e c'era Giuseppe. Qual era la professione di Giuseppe? Chi si ricorda? Era un falegname. Giuseppe non era un levatrice, un ostetra, no? Lui non era. Potete immaginare quel momento di dilema, quel momento critico. Está nascendo o bambino. Maria era uma dona. Uma dona come qualsiasi dona. Estava nascendo um bambino. Como era quello parto? Camila, como era o teu parto? Ti ricordi? E era ali. Márcia, tra pouco será com te. E era ali. Ou seja, lei estava gritando com aquele parto. E que coisa faceva Giuseppe?
Poi immaginare Giuseppe stava correndo di là e di qua, e Giuseppe era perso, e adesso che cosa faccio? Era Júnior gridando da solo, sarà tra poco o Paulo gridando, e adesso che cosa faccio? Está arrivando um bambino, e che cosa devo fare? E Giuseppe prende o telefonino, vado su YouTube, come fare partorire um bambino, e vê di là, non c'era rete, e non riusciva a trovare, cominciava a gridare, venne qualcuno a trovare, e non trovava nessuno, e Maria gridando, e le mucche gridavano, e adesso io vorrei riposare, e tutti gli animali gridando. Era questo ambiente. Era um caos dentro de quella stalla. E Maria stava sofrendo. E Giuseppe sicuramente stava sofrendo. In quel momento Maria, quando vede, viene o bambino. E Giuseppe comincia a fare um selfie. E Maria grita: Giuseppe, fermati com questo, Giuseppe! Basta! Lascia questo telefonino da parte! Dá attenzione a me! É nato nostro filho! Em questo modo que viene Gesù, Emanuele, Dio con noi, fa il suo esordio, la sua apparizione in una situazione disumana per noi. Se hoje le donne si lamentano di un parto, si lamentano di un ospedale, come sarà o parto, potete immaginare como era per Maria, como era Giuseppe lì. Não tinha nessun piano sanitário. Era lì. E é nato Gesù, nato in questo modo. Era uma situação que tante volte pensiamo, uma situação um pouco bufa, bizzarra. É nato così Gesù, Emanuele, Dio con noi. É nato in questo modo, in quello modo ali, modo semplice, um modo que a gente não riusciva a capire. É nato lì Gesù in quello modo dove o Filho de Dio viene sulla terra. E a terra lo acolhe dentro de uma stalla, dentro de uma mangiatoia. O modo de agire de Dio é diverso. E Jesus passa o seu tempo sulla terra em modo completamente diverso que a gente aspettava. Primo miracolo de Jesus dove era? Que coisa é stato o primo miracolo de Jesus? C'era acqua, estava mancando o vinho. E Jesus não era del Veneto, Jesus não era um trevigiano, mas mancando um vinho per um trevigiano, e mancava um vinho em quella festa. E Jesus che cosa dice? Dà una ordine. Riempiono quelle vasi di acqua, e dopo viene o vinho più prezioso, che neanche le colline di Treviso del Veneto possam produrre. É lì che viene o primo miracolo. E é lì che Gesù comincia a sorprendere. E subito dopo viene un ragazzo portato per 4 amici, e scendo da là di una tettoia, aprono, e dopo gli amici portano lì, e per fede loro credevano che cosa? Che Gesù poteva guarire quello paralitico. E Gesù ti sorprende sempre. Che cosa Gesù dice a quello paralitico? I tuoi peccati sono perdonati. E loro guardano. Ma Gesù, abbiamo fatto tutto questo sforzo. I tuoi peccati sono perdonati. Dio fa oltre, fa di più. Loro non capivano, ma il perdono del peccato era prezioso. E dopo Gesù, ok, che lui possa andare? Ok, è guarito, prende tu le tue, comincia a camminare, e lui esce dali, da quel posto, in quel modo. Gesù ti sorprende. E la vita con Dio è così. C'era quella donna che è stata trovata in adulterio, e la gente aspettava adesso, vediamo che cosa farà questo Gesù, vediamo che cosa farà questo Galileo, vediamo che cosa lui risponderà. E che cosa risponde Gesù? Scrive, scrive, scrive. E dopo la gente comincia a andare via, e Gesù dice: chi non ha peccato, che prende la primo sasso, la prima pietra. E tutti vanno via. Gesù neanche io ti condanno, ma non peccare più. Gesù sempre ti sorprende e fa di più. Perciò o guarire di Gesù è qualcosa di stupenda, le azioni di Gesù nella nostra vita è qualcosa di stupenda. Perciò che Gesù vive in questa terra ti sorprendendo sempre. E nella nostra vita sarà sempre una sorpresa e una camminata con Gesù. Lui sta preparando per noi qualcosa che noi non abbiamo visto. Lui está preparando qualcosa per noi che noi non abbiamo sentito. Lui está preparando qualcosa de novo per noi e te sorprende.
Perciò quando arriva alla fine, Gesù arriva in quello posto, Giovanni 19:30 dice, quando ebbe preso l'aceto disse, è compiuto. E chinato il capo, rese lo spirito. Dopo di questo Gesù va in una tomba, dove la gente non aspettava, e Gesù è risorto, non c'era più nella tomba. E dopo cammina per questa terra, risorto per 40 giorni. E dopo vai in cielo alla presenza di tutto. E qual è la promessa che ti manca ancora? Che Gesù ritornerà. E sarà qualcosa di sorprendente. Perciò quello bambino che nacque in quel caos di quella mangiatoia, di quella stalla, questo bambino cresce e è dopo il nostro agnello di Dio che va in quella croce, dopo è morto, dopo è risorto e dopo dice, io ritornerò, preparatevi, io ritornerò. E perciò è questa promessa che ti sorprende sempre. Perciò Gesù, quando inserisce i piedi su questo mondo, ti insegna che nella semplicità esiste qualcosa di profondo. La vita con Cristo non è una vita piena di cose molto grandi, è una vita semplice, ma è precisa, è preziosa, è unica e è profonda nella semplicità. L'insegnamento di Gesù è unico, perciò che Gesù ti sorprende sempre. E quando Gesù viene, e è interessante nella semplicità, chi sono i primi a adorare Gesù? O gruppo di persone più esclusa di quel momento, tranne il ammalati. Era i pastori delle pecore. E loro vengono per adorare Gesù. E è questo modo il Vangelo, è questo modo. Perciò il concetto di Natale rompe tante barriere che noi abbiamo, tanta barriera religiosa che noi abbiamo creato nel nostro potere umano e pela glória umana. Natale rompe tante cose che noi abbiamo creato dentro di noi stessi. O Natale è la grandezza di Dio nelle cose semplici. Perciò un Natale serve per rompere dentro di noi tanti ingani che abbiamo inserito nella nostra mentalità, tante apparenze che abbiamo inserito. Natale rompe questo. Io mi divento adesso una persona umile, dipendente di Dio e io comincio a aspettare il soprannaturale di Dio e le trasformazioni di Dio. Perciò un Natale rompe tante cose. Interessante che c'è un personaggio che noi sempre oggi ricordiamo di Natale, no? Come si chiama questo personaggio? Babbo Natale, no? E tante volte la nostra mentalità è più Babbo Natale che Cristo Gesù. La nostra mentalità tante volte è questa. Perciò questa grazia di Dio è il contrario di Babbo Natale. Babbo Natale ti insegna merito. Se è stato bravo avrà regalo. Se non è stato bravo non ci sarà regalo. Se tu sei una persona cara, ci sarà la mia presenza. Noi ti diciamo che noi siamo cristiani, ma la nostra mentalità è Babbo Natale. Ou seja, io manifesto quello che gli altri manifestam a me. Se loro sono cari come eu sono caro. Se loro sono simpatici, eu sono simpatico. Se loro sono brutti come eu sarò brutto. Se loro fanno così. Nós abbiamo una mentalità di Babbo Natale. E Gesù nella semplicità ci insegna la grazia. E è questa grazia di Dio. L'autorità di Gesù non è il potere. L'autorità di Gesù é servire. E quanto più servo io sono, è lì che ce l'ho l'autorità. É servire. La felicità che Gesù ci insegna non è nella ricchezza. E tante volte la nostra mentalità è avere per essere felici. Ma non è questo che Gesù ci insegna. Non è la ricchezza. Eu devo avere una vita semplice e la contentezza di quello che io ce l'ho. Tu sei contente di quello che tu ce l'hai? Tu já hai ringraziato a Dio oggi per quello che tu ce l'hai? Tu hai ringraziato Dio per le cose semplici della tua casa? Hai ringraziato a Dio la contentezza? La libertà non è nell'inganno, è nella verità. Vivere la gioia nell'eterno e non negli momenti. Nós siamo cresciuti con tanta tradizione e abbiamo abbandonato o novo del messaggio. O texto di Isaia 53:6 dice così: tutti noi eravamo. Come eravamo noi? Tutti noi. Smarriti. Tutti noi eravamo smarriti come pecore. Ognuno di noi seguiva la propria via. Ma il Signore ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Come eravamo noi? Smarriti.
Gesù è la luce che viene nelle tenebre. Noi eravamo smarriti e arriva adesso il buon pastore e arriva il pastore Gesù che ci guida. Ossia, io senza Gesù, io non so che cosa fare. Io senza Gesù eu non sono nulla. Io senza Gesù sono nelle tenebre. Noi eravamo smarriti e arriva questo Gesù che è la luce e è il buon pastore che mi guida. Perciò tante volte noi cadiamo in questi inganni del mondo e noi cominciamo a credere in questo inganno che Babbo Natale ci ha insegnato, che o mundo ci insegna. O princípio de vida de Jesus é sobrenatural. Perciò che il reino di Dio è un regno che il mondo rifiuta, perché la mentalità di questo mondo è rifiutare le cose di Dio. Ma la mentalità in Cristo è assorbire il nuovo, il soprannaturale, il miracoloso di Gesù. Perciò qual è il grande grano che noi abbiamo prima, quello che abbiamo parlato prima, è il merito. Noi viviamo con questo merito. Nella scuola è nel merito. Nel lavoro è un merito, nella vita è un merito, nella Chiesa non c'è un merito, nella vita con Cristo non c'è un merito, lì c'è la grazia. E questa grazia di Dio che mi sorprende. Io non merito, e Dio ha inviato il suo figlio Gesù. Io non merito, e quel bambino è nato in quella mangiatoia, si diventando uomo, che è Dio. Io non merito, e lì c'è il perdono. Qual è la nostra caratteristica? Se qualcuno sbaglia con me, che cosa io faccio? Cancello del mio calendario, cancello della mia vita, io faccio la mia vendetta. È questo che il mondo ti insegna. Natale ti insegna l'altro princípio. Io ho sbagliato con Dio, ho peccato con Dio, io sono un peccatore bruttissimo e Dio vide la mia miseria e vide che io ero smarrito, io ero perso. E ha inviato suo figlio Gesù. Io che non meritavo proprio nulla, viene questo bambino Gesù in quella mangiatoia. Perciò il Natale deve cambiare il mio modo di pensare. Io penso no merito, io penso nella vendetta, io penso in retribuire il male che hanno fatto. Ma Cristo Gesù mi insegna il perdono. E dentro della Chiesa deve abbondare il perdono. Eu devo abbracciare le persone che mi hanno offeso. Eu devo accogliere le persone che non sono simpatiche. È dentro della Chiesa che viviamo questo. È questo che Gesù ci insegna nel Natale. L'ingano di questo mondo è cancella, togli, abbandona. Só che dentro di me c'è dolore, c'è amarezza, c'è sofferenza. E o mundo ti insegna, togli, Caio, non ti avvicina, ma dentro di me cresce quello. E Cristo ti insegna, Caio, libera questo. E o perdono è la medicina più stupenda e meravigliosa. Libera. E quando eu sono libero, eu ricordo adesso che cosa è il Natale. Perciò eu comincio a inserire questa nuova storia. Eu comincio a capire che cosa significa la venuta di Cristo. Eu non meritavo quello bambino in quella mangiatoia. Eu non meritavo quella sofferenza in quella croce. Eu non meritavo. Ma Dio mi ha regalato questo dono. E è lì che io imparo, è lì che io scopro. Noi abbiamo imparato tantissimo quello senso. Dente per olho per olho. E noi siamo così. Hanno fatto così, io farò così. Ho fatto così, io faccio così. Abbiamo perso la gioia. Abbiamo perso la ricchezza di Cristo. E noi facciamo così, un schiaffo per schiaffo, un dolore per dolore, e noi siamo così. Ma Natale mi toglie questo inganno. Io sono libero. Perciò, come abbiamo parlato prima, la nostra grande ipocrisia, noi non crediamo in Babbo Natale, ma noi seguiamo Babbo Natale. Io credo in Cristo Gesù, io devo seguire la storia di Natale nella mia vita. Gesù, figlio di Dio. Gesù entra per rompere questo concetto di vita religiosa, per togliere qualche forma di uccisione della nostra storia. Gesù cambia tutto. Adesso non c'è quella pietra su quella donna. C'è quella parola, neanche io ti condanno. Gesù adesso vede la situazione e non c'è più quell'offensa. No, non c'è la morte, è una nuova opportunità. Non c'è allontanamento, io abbraccio, è stare vicino, non c'è l'odio, è amare il nostro nemico. Non c'è l'amarezza, non c'è la critica, c'è un perdono, c'è un stare insieme. È questo il Natale di Gesù. E questa è la vita.
E é lì che noi stiamo vivendo la vita con Cristo. E quando assorbiamo tutto questo, è la novità. Adesso il stile di vita è tutto nuovo. Perché Dio mi perdona e dimostra questo. Quando eu adoro a Gesù, eu riconosco la mia situazione, eu riconosco che cosa significa Gesù nella mia storia. Perciò credere in Gesù significa che esiste un nuovo modo di vivere. Io abbandono questa vita vuota. Noi usciamo dalla ignoranza e entriamo in una nuova vita nella conoscenza della novità. L'ingano della vendetta, l'ingano dell'abbandono, e adesso entro in questa realtà di perdonare, di amare, di abbracciare e di camminare insieme, perché Cristo Gesù è venuto in terra per fare questo con me. Perciò ha scelto Paolo, quel personaggio difficile, per dimostrare questo, una nuova opportunità. Perciò che Gesù sceglie le persone come Lui vuole. Tu sei prezioso ai miei occhi, io ti amo, io ho dato mio figlio. Adesso segue quello che io ti ho insegnato. E è questo il principio della vita. Segundo princípio que é importante, já abbiamo parlato um pouco prima, é questa verità. Giovanni 8, 32, 34, 36. Conoscerete lá? Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Gesù rispose loro, in verità io vi dico, che chi commette il peccato è escravo del peccato. Ora, lo schiavo non dimora per sempre nella casa. Interessante, non dimora per sempre. O peccato, l'ingano e la bugia per un tempo nella casa, ma non rimane. Ma il figlio, che è la verità, vi dimora per sempre. Se dunque o figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Noi eravamo nelle tenebre, noi eravamo nelle bugie, noi eravamo persi, noi stavamo nascondendo la verità. E adesso entra la speranza e la verità. La verità è per sempre. E Cristo Gesù è la verità assoluta. Io posso credere in Lui perché Lui rimane per sempre. La sua parola è per sempre. È l'autorità. Uomo che viveva nell'inganno, come dice il testo ali, che erano persi, la gente era completamente persa, e adesso arriva la luce, arriva la verità, e l'uomo trova una via, che è Cristo Gesù. O uomo viveva nell'inganno dietro un mondo pieno di offerta, di libertà, ma na realtà è una trappola. Quanta offerta o mundo ti insegna oggi? Vieni qua, io ti offro qualcosa per te, solo per un minuto, solo per 2 ore. Solo per 5 giorni. Lascia la tua chiesa, lascia il tuo gruppo. Io ti offro questo. Io ti offro un lavoro così. Io ti offro questa compagnia così. È inganno. È inganno. E noi cadiamo in questo inganno. La verità assoluta di Cristo mi allontana di tutte queste trappole. Perciò noi dobbiamo avere il discernimento in Cristo Gesù per gestire bene qualsiasi offerta. È lì che è Cristo Gesù. Perciò Gesù è nato in quella mangiatoia per essere la verità nella mia storia, nella mia vita. E la libertà. Una persona che segue a Cristo è libera. È la libertà. Quanti di noi eravamo schiavi del peccato? Quanti di noi abbiamo abbandonato una vita con Cristo e abbiamo seguito la menzogna, l'ingano e dopo siamo pentiti? Io sono qua uno di questi. Quante volte? E noi sapevamo dove era la verità e abbiamo deciso di seguire la menzogna. La menzogna ti fa schiavo e non dimora per sempre nella casa del Padre. La verità mi fa libero. E è lì che il figlio dimora. Perciò l'ingano di questo mondo, il potere di questo mondo, i soldi di questo mondo, la fama, il piacere, la ricchezza, abbandonando tutti i principi di Dio e responsabilità con Dio, è ingano. Quante volte noi crediamo nell'apparenza che esiste davanti a noi? L'apparenza è ingano. Il frutto dell'albero era, per Eva, che cosa era? Era bellissimo. Engano. Quando o diavolo viene, é com engano. Jesus estava com fame em quello deserto ali, e era uma oferta de engano. Ma conoscendo la parola, io rispondo con la parola. Tante volte noi cadiamo nell'inganno, il frutto era bello. Le parole della gente sono belle parole. O futuro sembra bello, ma è tutto falsificato. La parola di Dio non è falsa.
é vera. E é uma parola que tante volte com dolore, ma è una parola di vita. La parola di Cristo trasforma la nostra vita. È con dolore, ma ti produce vita e libertà. E è questa parola che io devo assorbire. Perciò se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. O Natale è vita libera con Cristo, che è nato per darci la libertà. Non sono la libertà con i miei occhi, ma con gli occhi nella parola del Signore. Terzo punto qua di Natale che ti toglie dell'inganno è la pace o conflitto. Luca 2,14 dice così: Glória a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che Ele gradisce. Vi lascio pace, vi do la mia pace, eu non vi do come il mondo dà. E il vostro cuore non sia turbato e non vi sgomenti. Giovanni 16,33. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. No mundo avrete? Quanti di noi stiamo vivendo tribolazioni? È promessa. Ma se io sono in Cristo, io sto in pace. Ma fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo. Se vogliamo vita, se noi vogliamo veramente questa pace con Cristo, anche in mezzo alle tribolazioni, è con questo bambino della mangiatoia. È solo con lui. Se vogliamo veramente un riconoscimento come figlio di Dio, è con questo bambino della mangiatoia. Se vogliamo la pace, è solo con il bambino della mangiatoia. È solo con Cristo Gesù. È Lui che ti dà una serenità e una pace. Quando io seguo la verità della sua parola, quando io seguo quello che Cristo ti insegna, la mia vita è in perfetta pace. È una dimostrazione. Se io non sto con questa pace, io sto con un conflitto con me stesso, con Dio e con gli altri. E se eu não estou com conflito com me e com Dio, é porque estou vivendo com Cristo. Porque o conflito me allontana de Cristo. Eu posso avere tribolazioni intorno a me. Eu posso avere difficoltà intorno a me, ma con Cristo io credo che la sua parola è verità. E è questo che mi fa libero, è questo che mi dà pace. Purtroppo noi viviamo in un paese, na Itália e na Europa, com tanti suicidi, tanto omicidi, tante morti, tanta disperazione, perché le persone, nonostante che hanno ricchezza, hanno economia, potere, non hanno la pace di Cristo. E é questa pace di Cristo che mi dà la serenità di vivere. La vita non è una catena di inganno quando io ho Cristo. Emanuele viene in mezzo a noi per darmi armonia e serenità nel nostro cuore. Se tu non sei in pace oggi, riponi la tua vita in Cristo Gesù, in questa verità, e che questa parola, questa verità di Cristo ti tolga tutto l'inganno che ti ha tolto della pace con Cristo Gesù. La pace non è come il mondo ti insegna, ma come Cristo ti insegna e um modo diverso de quello che io penso. Perché o mondo cade nell'inganno con i suoi propri pensieri. E o texto di Isaia parlava di questo. O mondo stava perso perché ciascuno faceva la cosa con i propri pensieri e non con la verità di Cristo. I propri pensieri mi distrugge. Terzo, l'ultimo punto, parla della forza. Do potere non è nella forza. Dove è il potere di Gesù? Come Gesù ha conquistato il potere? Con l'amore. E perciò che Lui ci insegna, toglie il potere umano e sostituisce con l'amore. Ama. Ama e tu avrai autorità. Ama e tu sarai riconosciuto come un figlio di Dio. L'amore di Gesù è qualcosa stupenda. Perciò che Gesù ama. E amore non è soddisfare quello che le persone desiderano. Questa è debolezza umana. Amore è portare la parola di Dio, è seguire la parola di Dio, è servire le persone dove le persone hanno bisogno. Non è soddisfare le persone. Perciò l'amore di Gesù fa di Pietro una persona semplice, rude, un pescatore rude e una persona, un leader. Ma allo stesso tempo lo sguardo di Gesù verso Pietro, quando Pietro tradisce Gesù, Gesù lo sguarda com amore. Quello ragazzo giovane ricco quando abbandona Gesù perché non voleva seguire, Gesù lo lascia. Ma Gesù ha uno sguardo d'amore.
E questo sguardo di Gesù di amore che transforma la vita. L'amore di Gesù che sceglie un gruppo di persone piena di semplicità e delle persone limitate. E Gesù ama e prepara e conduce queste persone. Quando stava pensando em questo gruppo di persone che Gesù sceglie, prende um Simeone e prende um Matteo, due persone che litigavano politicamente, erano avversari politici, uno voleva la liberazione del popolo di Israele, l'altro era un traditore che portava i soldi ai romani, e Gesù prende loro due, venite qua, state insieme. È l'amore di Gesù che manifesta questa autorità. L'autorità non è nella forza, l'autorità non è in un carico, una responsabilità, l'autorità è in amare. E perciò che Gesù prende quello due e fa che loro siano apostoli e camminare assieme. Forse Matteo nella prima notte assieme con Simeone in quella tenda, dormindo assieme, pensava adesso lui mi uccide, perché c'era lì um coltello pericoloso. Ma lui era insieme com Matteo. E l'amore di Gesù ha insegnato questa autorità. E l'autorità è servire. L'amore di Gesù transforma le persone semplici in persone potenti. E tante volte nós vediamo uma pessoa com uma capacidade de oratória, de parlare, uma capacidade econômica, e nós guardamos, questo será um grande líder. Jesus, o grande líder é aquele que ama. É aquele que ama. É aquele que se sacrifica per amore. É aquele que é um servo. O grande líder é aquele que está servindo um agli altri. É lì que é o grande líder. Perciò che Gesù è meu grande líder perché mi ama. Io un peccatore e lui è morto sulla croce per me. Gesù è mio líder e mi ama perché lui abbraccia un leproso e lì é lui que lui demonstra o amor. Jesus é o meu amor, é o meu Senhor, é o meu Salvador e me ama, porque lui agisce um modo diverso que o mundo me ensina. É questo senso do Natale nella nostra storia. La nostra tradizione religiosa crolla quando nós vediamo questo amore di Gesù. Gesù se humilha. E quando lui se humilha, Dio lo esalta. Quando noi ci umiliamo, la esaltazione viene da Dio. Perciò quando Gesù si umilia, viene la esaltazione. Gesù che era Dio, che è Dio, si svuota, diventando uomo, ma un servo. Ma un giorno tutti gli ginocchi si inginocchieranno davanti a Lui, riconoscendo che Lui è il Signore e ha l'autorità. È questo il nostro Gesù, è questo il nostro Natale. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, che è il nome di Gesù. E questo bambino inizia questa storia nella terra dove? Dove? Na mangiatoia, è una stalla sporca, bruttissima, piena di vacche, di bue, di capre, di tutti animali lì, puzzava tantissimo. Era lì la nostra grande autorità. È andato in una croce e è morto per tutti noi. Ha offerto un sangue senza peccato, ha versato un sangue per noi, che ha purificato di tutti i nostri peccati. È morto e dopo è risorto, ha vinto l'ultimo nemico nostro. E è andato qua in questa terra agli altri 40 giorni e è andato in cielo. E tra poco noi staremo cantando qua, Gesù, Figlio di Dio. È arrivato, è tornato e ci porterai alla presenza di Dio. Amém, Chiesa? Questo è Natale. Preghiamo. Questo principio di Gesù è diverso. Quello che mi insegna e quello che ti insegna questo Gesù è che io devo umiliarmi. 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 E Dio farà un miracolo. Quando eu cado per terra, è lì che Gesù mi prende e mi innalza. Quando eu crollo, è lì che Lui mi prende e mi rialza. Lui mi rialzerà
e me portará in un luogo sicuro che mi farà camminare sulla roccia. Perché ho gridato e ho detto che io non sono nulla, io dipendo da Lui. Grazie, Padre. Natale per noi è un'esperienza stupenda, meravigliosa, grande, perché vediamo ali Gesù, Figlio di Dio, in quella mangiatoia. Emanuele, Dio eterno, era lì per noi. È il tuo regalo, Padre. Hoje, tante volte per inganno, stiamo cercando gli altri regali, stiamo cercando potere, stiamo cercando regali, stiamo cercando piacere di questo mondo. Stiamo perdendo il bambino della mangiatoia. Grazie, Padre, perché ricordare il Natale è ricordare vita, è ricordare la verità, le tue promesse. Cristo Gesù è nato il nostro Salvatore, Emanuele. Grazie. Benedice, oh Padre, la tua Chiesa qua e che queste caratteristiche, che l'identità del tuo amore, del tuo perdono, della tua grazia, della tua pace possa essere inondata in mezzo alla tua Chiesa, a questo gregge che è tuo, Padre. E che qui in mezzo agli altri possano dire: Gesù è il mio Signore, è il mio Salvatore, è il Figlio di Dio. Grazie. Benedice, oh Padre, il tuo popolo, la tua Chiesa, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Já detto a tuo fratello, a tua sorella al tuo fianco: tu credi in questo Gesù, in questa mangiatoia? Tu credi? È prezioso, è meraviglioso che questa vita sia preziosa per te. Momento di offerta. Quale cantico? Qu'est-ce qu'elle aime? Qual è il cantico? Ah? Cantiamo Galileo. Momento di offerta delle decime. E noi faremo un po' diverso adesso, ok? I bambini verranno qua. Noi staremo consegnando adesso le candele, perché dopo questo momento di offerta noi staremo cantando una musica tipica di Natale e staremo accendendo le candele. Saranno spente tutte le luci qua. Dopo le offerte noi staremo cantando e dando glória e onore ao nostro Dio. Ma in questo momento starai ricevendo una piccola candela. Mantieni, e non è per dare per i bambini, ok? Sotto 12 anni no, è solo per oltre 12 anni, ok? Solo per gli adulti prenderem candela. Momento di offerta, di decima, che noi possiamo consacrare ao Signore. Abbiamo ricevuto un regalo stupendo e faremo questo con gioia. Stiamo in piedi e cantiamo questo cantico Galileo. Eu
E la chiesa già si è acceso le candele, non era ancora. Ok, cari. Preghiamo. Nosso Padre, grazie per questo momento di offerta. Tu hai dato tanto per noi. E questo momento è una dimostrazione della nostra fiducia e sicurezza in te. Benedice il tuo popolo e la tua chiesa, Padre. E che la consacrazione sia sempre in te. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Ok, cari, prima di finire il culto, noi di solito consigliamo queste candele perché noi vogliamo adesso spegnere tutte le luci e ricordare che Cristo Gesù è la nostra luce. E adesso staremo cantando un cantico. Qual è il chino? Gli angeli nelle campagne. Mentre staremo cantando, noi staremo adorando il nostro Gesù Galileo. E adesso con le candele che possiamo adesso vedere, questo è la nostra luce. Sta simboleggiando questo. E faremo questo. Faremo gli avvisi adesso che quando finiamo questo canto, che è un buon Natale a tutti, ok? E ricordare questa bellezza del regalo che Dio ci ha donato. Culto di Capodanno alle ore 22 a Treviso e a Belluno. Ok? Tu puoi venire qua, puoi andare a Belluno, staremo celebrando e ringraziando per l'anno 2025 e che le benedizioni con Cristo sia 2026 e è quanto è prezioso stare insieme con il popolo di Dio in ringraziamento e anche in adorazione e con le benedizioni del Signore. Faremo culto qua e anche a Belluno, dopo mangeremo qualcosa, dopo staremo qua giocando. L'anno scorso siamo rimasti qua fino alle 4 di notte e che possiamo stare qua a divertirsi, ma soprattutto a consacrare la nostra vita al Signore in questo culto, ok? Treviso e Belluno. Ok, Leão Treviso, penso che è questo? Ok, Riccardo, spegne tutte le luci, adesso non so come loro suoneranno, ma suoneranno e cantiamo Chiesa, buon Natale, che Dio vi benedica. Gli angeli nelle campagne cantano l'inno gloria al cielo e l'eco delle montagne ripete il canto del fedele.
excelsis Deo. La Chiesa? In excelsis Deo.
sei, Santo Santo, uno con il Padre, vivi oggi e sempre, Dio l'Onnipotente. Luce vita sei, Santo Santo, uno con il Padre, vivi oggi e sempre, Dio l'Onnipotente. Luce vita sei, Santo Santo, uno con il Padre, vivi oggi e sempre, Dio l'Onnipotente. Gesù, Figlio di Dio, Dio con noi, Emanuele. Gesù, Figlio di Dio, regnerà in eterno. Luce vita sei, Santo Santo, uno con il Padre, regni oggi e sempre, Dio l'Onnipotente. Luce vita sei, Santo Santo, uno con il Padre, regni oggi e sempre, Dio l'Onnipotente. Figlio di Dio, Dio con noi, Emanuele. Gesù, Figlio di Dio, Amen. Prendi la mano della persona al tuo fianco, preghiamo. Finiamo questo culto, puoi spegnere le candele, non ci sono problemi. Può soffiare e possiamo pregare un con gli altri. Oh, esatto, che bello. Nostro Padre, quanto è bello e prezioso offrirti un culto, adorarti. Gesù, Figlio di Dio, Emanuele, Dio con noi. Grazie, Padre, per questo grande regalo, questa tua grande manifestazione d'amore. Tu mi ami, tu ci ami e questo amore è eterno, perché tu sei un Dio eterno. Continua a benedire la tua Chiesa e il tuo popolo e le tue benedizioni spirituali sia con la tua gente e che possiamo sentire questo tuo amore, la tua grazia, sentire le tue consolazioni spirituali ogni momento nella nostra storia. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Buon Natale. Un abbraccio alla persona. Che Dio vi benedica.